Come confermano anche i dati di Veneto Lavoro, le imprese artigiane del Milanese continuano a mantenere una buona vivacità, assunzioni in crescita nonostante il momento storico difficile e delicato che stiamo vivendo a livello mondiale. Un segnale positivo, quello della piccola e media impresa, che non era scontato, come argomenta il funzionario dell'associazione di categoria Andrea Dal Corso. Nel milanese continua a registrarsi una certa vitalità, frutto anche dell'onda lunga del rimbalzo post-Covid. In particolare i dati di Veneto Lavoro ci dicono che c'è un saldo positivo delle assunzioni, anche se minore rispetto ai periodi precedenti. Molte piccole imprese fanno però fatica ad incassare i crediti dei bonus. Il problema è risolto dei crediti da bonus fiscali, in particolare dal super bonus, ma anche dalle altre tipologie di bonus, che oggi vede la situazione paradossale che per molte imprese, anche piccole, in cui ci sono i cassetti fiscali pieni, ma in realtà le casse sono relativamente vuoti proprio perché sono rimasti bloccati dall'evoluzione della normativa che ha di fatto paralizzato il settore e che da un punto di vista governativo si continua a non voler affrontare, Gli artigiani aspettano risposte. magari anche in occasione dei primi provvedimenti che ci saranno nei prossimi mesi per quanto riguarda la riforma fiscale che dovrebbe partire nei prossimi mesi e che si auspica veda il confronto anche con le organizzazioni sindacali delle piccole imprese.